Tu vuoi fare l'americano, americano, americano, senta a me chi ti fa fan. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti disturbato. Tu abballo rock e roll, tu gioca a baseball, sei sorgiato. Buonasera e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'Italia, The Best Sandwich, l'Italia in un panino. Come sempre siamo al centro esperienziale del gusto Pala Gourmet di Pordenone, ma naturalmente anche oggi andremo a conoscere nuovi ingredienti legati ad una regione in particolare. Questa sera tocca al Veneto, continuiamo a conoscere diversi concorrenti per un totale di 24, ma in ogni puntata si sfidano 3 concorrenti. Regione Veneto dicevo, e poi di volta in volta andremo a conoscere le altre regioni. Andiamo a conoscere subito invece la giuria, come sempre composta da Sergio Lucchetta, presidente del consorzio Pordenone Turismo, Rodolfo Rizzi, presidente Asso Enologi Friuli Venezia Giulia come new entry, Pietro Luisio non è una new entry, panel leader di analisi sensoriale, e invece un'altra new entry, Andrea Spina, chef del ristorante Argallo Pordenone. Benvenuti a questa nuova puntata. Come dicevamo, andiamo a conoscere gli ingredienti della regione Veneto partendo dal primo concorrente, che è Agnello Nocerino del ristorante Pizzeria Madò di Lignano Pineta. Veni Agnello. Beh, il nostro ristorante si trova in centro a Lignano Pineta e facciamo una cucina quasi tipicamente di pesce, anche se abbiamo comunque molte varianti di carne, e ci occupiamo comunque di pesce fresco, piatti di pasta fresca fatti in casa, e lavoriamo molto sulle cose fatte in casa. Bene, i panini? I panini da quest'anno i titolari hanno voluto iniziare questa nuova proposta con i panini e abbiamo iniziato a fare appunto dei panini con a base di pesce. Allora, il panino che ho scelto di preparare è con ingredienti tipicamente veneti. Abbiamo la soppressa, la casatella. Soppressa vicentina? Sì. Casatella trevigiana e radicchio rosso. Ed il radicchio rosso. Questi prodotti sono prodotti che usi normalmente o voi per il momento fate esclusivamente panini con il pesce? Allora, questi prodotti qua di solito non li usiamo, facciamo prodotti esclusivamente con il pesce, cerchiamo comunque di fare panini abbastanza estivi, freschi, con verdure, pesce fresco, formaggi della burrata, che comunque essendo anche un locale estivo non cerchiamo di appesantire troppo i clienti. Cosa pensi di riuscire a trasmettere? Allora, ho appassito il radicchio con l'aceto, appunto per dopo cercare di dare un contrasto con il salame, per farlo cercare tipo come un salame all'aceto. Almeno un ricordo, non è proprio un salame all'aceto, ma almeno il contrasto tra i due. Io vorrei riportarti un attimo sul panino che ci stai preparando. Prego. Allora, l'aceto, il salame, il radicchio, mi aspetto una forte componente amara in bocca. Sì. Come questa componente amara in bocca poi si andrà ad equilibrare? Allora, come avevo detto, a parte che ho preso la casatella per addolcire un po', poi volevo mettere una buccia di limone per equilibrarlo, per poi comunque andare a pulire un po' la bocca con il prosecco. Col prosecco che hai scelto in abbinamento. Esatto, prosecco di Valdobbiadene. L'abbinamento con il prosecco di OCG, Sì. cos'è, un prosecco brut o un Sì, extra? È un prosecco brut, Un sì. prosecco brut, sì. Quindi dovrebbe in teoria proprio togliere anche quella eventuale Sì, grassezza esattamente. e dolcezza che ci potrebbe essere. Allora, la componente amara di questo panino si sente e la trovo poco in equilibrio con il resto. Poi il contrasto caldo-freddo della casatella con il resto tende a disturbare un po', manca un equilibrio. Poi il vino, sì, il vino va bene in abbinamento. L'idea non mi dispiace, però è da lavorarci un attimino. Andrea, lo chef, sentiamo. Allora,
Come concetto è simpatico, lo trovo molto simpatico. Appunto, secondo me potrei utilizzare non l'aceto balsamico, ma piuttosto un aceto di mele per dare un'acidità leggermente minore, però una dolcezza maggiore. Andava in contrasto con la soppressa e la facevi spiccare un attimino di più. Pronti per conoscere il panino proposto da Francesco Tolomio di Trevissa Villorba. Vieni Francesco. Allora, il nostro locale è un locale aperto da ormai 7 anni, nel quale partiamo la mattina presto con le colazioni, poi andiamo avanti con un po' di aperitivo mattutino, ma non grandissime cose. Poi partiamo col pranzi alla carta, e continuiamo il pomeriggio, che siamo aperti tutto il giorno, con l'aperitivo, e poi la sera abbiamo la cena che si prolunga fino a mezzanotte. Allora, io ho scelto la soppressa vicentina, la casatella DOP e il radicchio di Treviso. Ho aggiunto una vinaigrette di lamponi al radicchio nel Tu condimento. giochi in casa però, Cioè questi prodotti li conosci? Sì. C'è chi ha questa fortuna e chi no. Parto dalla fine, no? Vedo che tu stai dando in abbinamento una Valpolicella. Sì. La scelta della Valpolicella perché? Ho scelto il Valpolicella perché comunque è un panino che ha comunque una parte grassa che dà la soppressa, quindi volevo aiutare un po' a sgrassare il tutto, insieme comunque alla casatella, che è un formaggio molto grasso, e così sgrassa un attimo tutto. È un po' che non sia un po' troppo azzardato, visto gli ingredienti, la dolcezza degli ingredienti scelti. Beh, può essere anche sì, perché magari è un vino che copre tanto, quello sì, però ci proviamo. Quanto salame ho! A noi nel nostro locale le cose in piccolo non ci piacciono. La consistenza del panino passato in forno la sento un po' irruenta, perché lo sento un po' biscottato, però l'esecuzione è buona, soprattutto perché c'è anche stata quell'accortezza di tagliare il panino che molte volte fa la differenza in un certo locale, perché affrontare un panino ha bisogno anche di uno spazio che sia corretto per quanto riguarda il piatto presentato, e quindi su questo bene. Poi adesso assaporiamo gli ingredienti per vedere se c'è bilanciamento. Il vino? Ma il vino... Ci sta bene? Allora, il vino non ci sta benissimo perché il panino è dolce. Gli manca forse quella punta di acidità perché si sentono gli ingredienti, si sentono. Il vino tende leggermente a sovrastare, però insomma il Valpolicella è un buon prodotto e si accompagna anche a questi ottimi prodotti. Devo dire che il radicchio crudo ci sta bene, perché il radicchio è un bel prodotto e quindi messo crudo, non saltato in padella, ci sta sicuramente bene. Non so, studierei un attimo sto discorso qui della salsa di lamponi per vedere eventualmente cosa mettere, perché così è un panino, ripeto, molto buono, ma per me la salsa di lamponi è un po' troppo invadente. Tu abballo rock e roll, tu gioca a baseball, nei sordi... Il terzo panino legato alla regione Veneto è proposto da Gianfranco Moro di Morgan's Pub Jesolo. Vieni Gianfranco, eccoti. Salve a tutti, buongiorno. Sono 25 anni che faccio snack a Jesolo. Ho voluto rimettermi di nuovo alla prova con questa gara
E quindi niente, ho portato la mia esperienza di esolano in questo territorio qua. Questi prodotti li conosci, essendo veneto? Assolutamente, sì. Quindi li proponi anche nel tuo locale? Li propongo anche nel mio locale, non questo panino qua. Questo è il Casanova. Casanova? Casanova, bel panino. Cioè utilizzerai radicchio rosso di Treviso, casatella, formaggio morlacco e la brasolara che non conosco io. Che è una soppressa del territorio, e adesso un attimino che vedo come funziona la piastra. Sì. E con il filetto dentro, con il filetto di maiale dentro. È un prodotto non facile da reperire. Cosa ti aspetti di darci? Vi aspetto di darvi una sensazione come il suo nome, il Casanova, qualcosa di strano, qualcosa di all'epoca innovativo per quello che era. E quindi voglio riproporlo oggi. Dolcezza, sapidità giusta e innovazione in questi 4 prodotti che abbiamo messo. Sì. Mi dici qual è il vino che hai voluto abbinare? Che io non abbiamo abbinato un Brut. Ok. Un Brut che Prosecco? dovremmo... Sì, scusami. Un Prosecco Brut che riesce a pulire bene il palato, la lingua. È un panino semplice, semplice perché deve avere una semplicità di esecuzione e facilità di memorizzazione del panino. Una cosa, la scelta di mettere tutti e 2 i formaggi è una scelta impegnativa, azzardata, cioè di non dare troppa grassezza? Sì, è una scelta un po' azzardata, ma adesso vi farò vedere come viene terminato questo panino qua. E allora poi vedremo assieme che i 2 formaggi possono stare assieme. Cosa dire di questo panino? Per me è un buon Casanova e mi ha colpito la sapidità di tutti gli ingredienti. L'unica nota che mi rende un attimino titubante è la troppa dolcezza che è nella sour e nella salsa. Sì. Se era un attimino meno dolce forse ci stava, equilibrava un po' il tutto, secondo me. Però è un panino che a me piace. Ti ringrazio, grazie. Stiamo Pietro, anche per capire l'abbinamento con il vino. Sì, innanzitutto l'arte della seduzione, ma anche l'arte della fuga era il Casanova, no? Sì, E quindi noi siamo andati in fuga. In questo caso il panino, per come ha perso molto di croccantezza, questo panino aveva bisogno di croccantezza che poi si è un po' persa. Poi sono d'accordo sulla marmellata, la marmellata questo dolce tendeva un po' a coprire il resto, quindi l'idea c'è, l'idea mi piace, l'idea è interessante da ancora misurare, prima di metterlo in menù. Ed ora sono pronta per aggiungere Mariella Trimboli, direttrice di Top, pronti per un nuovo quiz legato al panino di oggi. Buonasera. Dunque, il peso morto dei suini macellati per la produzione della soppressa non può essere inferiore a 110 kg, 90 kg, 130 kg, 75 kg. Sì, prenota Gianfranco con il microfono per la risposta. 75 kg. No, purtroppo. C'è la possibilità di prenotarsi nuovamente e provare? 110 kg? No, non ancora. Per il microfono.
90 kg. No. È quello che volevo dire. 130. Mariella, difficilissimo questo. Lo riporta in disciplinare. Comunque le carni devono provenire da animali nati e allevati in aziende zootecniche localizzate nel territorio della provincia di Vicenza e il peso dei suini macellati non deve essere inferiore ai 130 kg di peso morto. Sto giro non eravate preparati, quindi nessuno ha dato la risposta esatta, ma c'è la possibilità di riprovarci più tardi con il quiz di Mariella Trimboli. A tra poco. Grazie. Ed ora andiamo a conoscere la classifica del panino italiano. Terzo posto con 130 punti Gianfranco Moro del Morgan's Pub Jesolo. Secondo posto con 136 punti Agnello Nocerino ristorante pizzeria Madò di Lignano Pineta. Primo posto con 144 punti Francesco Tolomio di Trevissa, Villorba di Treviso. Pronti per conoscere i panini creativi? Il primo è quello proposto da Agnello Nocerino del ristorante pizzeria Madò di Lignano Pineta. Vieni Agnello. Il contadino del mare si chiama il tuo Sì, il contadino panino. del mare. Via con i 10 minuti, Abbiamo preso questo nome perché nel nostro ristorante Sì. ci sono delle scritte, appunto, delle frasi del libro Il vecchio e il mare. Ah sì. Allora dal vecchio abbiamo sostituito con contadino, perché comunque abbiamo ingredienti anche di terra. Contadino, come appunto abbiamo fatto lì, una crema di melenzana burrata in menta, poi abbiamo del guanciale e dei gamberoni scottati. E rucola? E della rucola, sì. E appunto perché comunque ci sono elementi sia di terra che di mare, abbiamo voluto giocare su questa cosa, il contadino e il mare. Ci racconti come hai Praticamente fatto questa sinfonia? noi facevamo un antipasto appunto con crema di melanzana e il gamberone classico lardellato. E da lì è partita l'idea per il panino, da antipasto trasformarlo in un panino. La melanzana è una melanzana che è fatta sulla fiamma a vivo e quindi prende una nota abbastanza di affumicato, che unita poi alla burrata si addolcisce e ti dà la menta ti va a pulire un po' il palato e ti dà questa sensazione di affumicato ma comunque fresco, non troppo pesante. Hai valutato il costo del panino? Sì, il costo del panino è di 3,19 € in totale. Boh, ci siamo. Calcolando, sì, comunque doveva essere 3,50 €. Facendo tutti il calcolo dei costi degli ingredienti, dei gamberoni. All'inizio pensavo di non starci a causa dei gamberoni, però comunque vedendo la porzione che ho usato ci siamo senza problemi. Allora, tu l'hai abbinata, hai abbinato il panino ad una dolomitina non filtrata. Sì. Abbiamo cercato comunque di andare a richiamare il sapore del panino perché ha la sua nota amarognola anche la dolomiti non filtrata ed è abbastanza fresca come birra. E il prezzo di vendita? Per il prezzo di vendita, questo se non erro, che non sono cose che faccio io sinceramente, siamo sui 11-12 € al panino, però diamo una porzione con pane un po' più grande. Quindi a questo punto mi aspetto un panino eccezionale. Prima parlavo di Casanova, adesso mi aspetto di essere sedotto da questo panino. Lo spero. Sicuramente adesso che siamo un po' fuori dai prodotti scelti e catalogati, qui si sente l'estro e la creatività di chi lo propone. È sicuramente un panino ricco e lo vedo anche ben bilanciato, sia tra la succulenza che anche la croccantezza. Quindi lo trovo abbastanza interessante come proposta, si sente anche questa nota di menta, questa freschezza che ti rimane poi alla fine in bocca e quindi direi che per me qua ci siamo.
non saprei dire con quale birra potevi abbinarlo diverso. Non ci sta moltissimo, però credo che forse la Pils poteva essere, ma tu hai messo la non filtrata? Non filtrata, sì. Ok, forse la Pils era un pochino più leggera. Sul panino anch'io sono d'accordo, non c'è niente da dire. Mi piace la croccantezza, il gambero è cotto bene, non è diventato stopposo, quindi è rimasto... anche a te dico solo una cosa, quando si parla di gambero mi piacerebbe sapere il gambero da dove viene e cos'è. Proprio perché siamo curiosi, il cliente è curioso, certo, e quindi vuol saperlo. Non ho altro da aggiungere. Tu abballo rock e roll, tu gioca a baseball, nei sordi... Il secondo panino creativo è quello proposto da Francesco Tolomeo di Trevissa di Vellorba, Treviso. Vieni Francesco. Civizzi? Civizzo, sì. Si chiama Tivizia questo. Tivizia. Questo. E hai 10 minuti di tempo. Un panino con la guancia brasata, quindi una preparazione non proprio moderna, diciamo, con la cicoria saltata e quindi un pane un po', chiamiamolo grezzo. Abbiamo la casatella, sempre per giocare in casa. Sì. Cicoria. La cicoria che l'ho sbollentata e l'ho saltata con un po' di aglio e peperoncino. Poi abbiamo manzo, la guancia di manzo brasata al vino. Mi dici come hai fatto la guancia brasata? La guancia l'abbiamo scottata in piastra, tostato le verdure e poi l'abbiamo coperta di merlot e l'abbiamo fatta cucinare 3 orette, piano piano, e dopo abbiamo tolto la guancia e fatto ridurre il fondo di cottura. Abbinamento con la Dolomitica non filtrata, la birra. Sì. Hai provata? Hai capito che era quella migliore da abbinare? Nel locale non ce l'avevamo neanche questa, perché è un locale che hanno appena preso in gestione. Vabbè, devi provarla qui. Esatto, quindi l'abbiamo L'hai appena provata e okay, ci sta benino, diciamo. Il mio obiettivo finale di questo panino era quello di creare appunto un'atmosfera di casa. Quindi, casa tua? Casa della nonna, che casa mia. Allora, Francesco, non è un panino che mi ha fatto dire wow, devo essere sincero. Ho mangiato un brasato, accompagnato con il contorno di cicoria e formaggio dentro 2 fette di pane. Non è un panino, a mio parere, da dire wow, non è un panino gourmet, non è un panino da best sandwich, secondo me. Mi dispiace. In qualche modo sono d'accordo anch'io, quindi se devo venire a mangiare un buon panino sicuramente vengo da te. Se devo venire a mangiare un panino creativo in cui c'è ricerca, c'è sperimentazione, qua non la vedo, non la trovo. Quindi il panino è buono, è anche equilibrato, ma non c'è innovazione. Terzo panino creativo, quello proposto da Gianfranco Moro del Morgan's Pub di Jesolo. Vieni Gianfranco, il tuo panino creativo, che è una piadina. È una piadina. Bene, come si chiama? È un nome creativo questo. Sì, ha un nome creativo. Pansito del Moro? Pansito del Moro. Beh? Ci metto la faccia, io sono Moro di cognome. Ok. Eccomi qua. Piadina romagnola, formaggio Emmental, soppressa nostrana, gorgonzola dolce DOP, zucchine e spezie. Sì, spezie fatte da noi, è una ricetta nostra e la ricetta della piadina è una ricetta nostra, anche questa qui.
è fatta a Misano Adriatico, però su indicazioni nostre. È un piccolo produttore che fa questa piadina qua per noi. Ci racconti l'equilibrio gustativo di questa tua creazione? Sì. E cosa pensi che poi andremo a trovare al naso? E alla fine la creatività qual è in questa creazione? La creatività è nella preparazione finale della piadina. Non viene servita lunga, non viene servita piegata, non viene servita tagliata, ma viene servita da pancito, cioè da panino raggruppato. La piadina e il panino, come vengono accolti? Cioè, visto che la piadina non è proprio tipica del luogo. Sì, diciamo che gli italiani la accolgono bene. Gli stranieri no? Gli stranieri la dobbiamo proporre. Però sono positivi all'esperienza che fanno. L'hai abbinata con la birra Dolomiti La Pils. Sì. Come mai questa scelta? Ma la Dolomite è una birra nostra e quindi diamo spazio alle nostre birre, senza togliere niente alle belghe e alle tedesche. È una birra facile da bere, facile da abbinare a tutto quanto. Dà anche pulizia alla bocca, quindi quel tocco di amaro, se servita bene, è una birra fantastica. Ha bisogno dei suoi 7 minuti per preparare il cappuccio perfetto. La succulenza in questo panino, da cosa ci può essere conferita? Ma sicuramente dalla parte del gorgonzola e l'emeta messa assieme che creano questa amalgama, e poi l'esplosione della soppressa. La zucchina dà un attimo di croccantezza perché sono zucchine fresche, non congelate, noi facciamo le verdure tutti i giorni per dare quella particolarità che non su tutti i locali puoi trovare. Ecco. Che noi a Jesolo abbiamo anche la cucina veloce, che sembra che tutti abbiano fretta, e quindi noi gli abbiamo creato il piatto per la fretta. Forse toglierei un po' di piadina sotto, cioè quando la rotoli, quando la pieghi, poi alla fine c'hai questo strato alto di piadina, per cui ti porta via la grassezza e la succolenza, no? Ti asciuga quello che hai in bocca. Questa è la mia, però per il resto buono. Trovo che ci stia bene anche la birra assieme. Grazie mille. Io tendo a confermare quella che era una mia impressione, perché la succolenza su questo panino mi svanisce un po', e i due formaggi messi insieme mi vanno ad esaltare non tanto la succulenza, quando invece una sensazione di astringenza che poi abbiamo in bocca. Quindi il panino è interessante, non trovo molto creatività e deve essere equilibrato meglio sotto il profilo tattile e gustativo. Okay. Ed ora andiamo a conoscere il vincitore del contest nel contest lanciato da Friulovers Banca. Eccoci qui Alexis, oggi siamo in Friuli, nel pieno del Friuli, siamo a San Daniele del Friuli, c'è qui con me Matteo del Mr. Smokey e Pierluigi Molinaro, responsabile della filiale qui di San Daniele. Matteo ha sbaragliato la concorrenza con il suo panino, il Charniel, e adesso gli chiediamo se ha avuto già l'opportunità di farlo assaggiare a qualcuno. Sì, l'ho fatto assaggiare ad alcuni miei clienti, tutti l'hanno apprezzato, anche la mia famiglia. Ma la vittoria nel contest di Friulovers Banca l'hai avuta perché hai chiesto un aiuto agli amici o perché il panino proprio tirava? L'ho chiesto tanto un aiuto alla mia famiglia che mi ha dato una grossa mano, ma è anche piaciuto.
Bene, allora come sapete nel contest si fonda sul fatto che i panini vengono rimessi in gioco e votando sulla nostra pagina Facebook Free Lovers Magazine quello che prende più mi piace viene nelle nostre filiali a ricevere un buono. Il buono lo consegna a Pierluigi Molinaro della filiale di San Daniele del Friuli. Pierluigi, come sta andando qui a San Daniele? Sta andando molto bene, ci siamo inseriti in questo territorio che è molto ricco di tradizioni enogastronomiche, ci stiamo facendo valere anche come una filiale con le mie colleghe molto giovani, siamo una filiale nuova ma ci stiamo inserendo molto bene nel tessuto produttivo ma anche con le famiglie, i piccoli imprenditori non solo del San Danielese ma di tutta la Collinare. Ricordiamo dove si trova la filiale? In Viale Kennedy, è una strada principale qua di San Daniele, vicino alla cartolibreria, è una pasticceria famosa, quindi siamo facili da trovare e vi invito tutti naturalmente a venire a trovarci, me e il personale che è dentro qua in filiale che vi attende. Benissimo, procediamo alla fase della consegna e poi ridaremo la linea ad Alexis. Benissimo, ciao Alexis, alla prossima. Raggiungo nuovamente Mariella Trimboli per un altro quiz legato al mondo dei vini. I nostri 3 concorrenti sono pronti, magari più esperti, vediamo. Bene. A far data dal 1 aprile 2007 è stata soppressa la denominazione Tokai a favore di Friulano. Oggi l'utilizzo di tale nome è riservato esclusivamente all'Austria, all'Ungheria, alla Germania o alla Repubblica Ceca? All'Ungheria. Esatto, la risposta è esatta. Il Tokai indica una zona vinicola in Ungheria, in Italia rappresentava solo il nome di un vitigno e pertanto non ha potuto beneficiare della protezione comunitaria. Bravo Agnello, lo sapevi? Ricordiamo che ritorna in edicola Top il prossimo mese. Quindi mese di novembre agli sgoccioli, prossimi quindi con la pubblicazione del numero di dicembre. Tanti interessanti articoli, mercatini di Natale, Friuli Venezia Giulia, Veneto e la vicina Carinzia e tante altre belle e interessanti notizie. Bene, grazie a Mariella Trimboli, direttrice di Top. Ci vediamo alla prossima puntata. Assolutamente, grazie. Ed ora conosceremo insieme il vincitore della puntata. Pronti per conoscere il vincitore di questa puntata? Chi vincerà? Chi vincerà? Tu ti senti di vincere, tu? Nessuno si sente. Lui. Sì, ha il viso più sorridente, lui, no? Vediamo. Allora, partiamo dal terzo posto. Un totale di 260 punti. Francesco Tolomio di Trevissa Villorba di Treviso. Ho detto bene il cognome? Terzo posto per te. La sfida è tra i 2 mari, di Jesolo e Lignano Pineta. Allora, secondo posto con 262 punti, Gianfranco Moro del Morgan's Pub di Jesolo, primo posto per Agnello Nocerino, ristorante pizzeria Madò Lignano Pineta, 284 punti. Lui sorrideva, ma alla fine è arrivato secondo. Io ho già vinto, sono rimasto qua con voi e quindi ho già vinto. La mia vittoria c'è già. Questa vittoria dipende da 2 panini che mediamente sono stati più alti degli altri. Chi ha vinto ha avuto 2 panini non con grossi distacchi, ma sono stati panini che sono stati mediamente un po' meglio degli altri. Vorrei dire 2 cose però. La prima, voi vincete, lo dico tutte le volte, voi vincete sul vostro locale, non vincete qua. Qua l'importante è partecipare e rendersi conto di alcune cose. Secondo me è importante andare fuori dal proprio locale, cose che si fa fatica a farle ma invece sono importanti da fare. Sulla creatività bisogna avere un passo diverso, cioè la creatività non vuol dire usare prodotti diversi dal solito, non vuol dire trasformare un secondo piatto in un panino, ma la creatività è veramente cercare di dare qualcosa di assolutamente particolare al cliente. E un'altra cosa che mi sento di dire a voi, spero che lo sentano anche gli altri, non sempre eravate convinti dell'abbinamento con la birra.
Bene, per il secondo panino la birra è l'unica cosa certa che avete, quindi partite dalla birra e dalla birra create il panino, create l'abbinamento. Grazie alla giuria, Sergio Lucchetta, Rodolfo Rizzi, grazie per essere stato con noi, Pietro Luisio, grazie allo chef, Andrea Spina, lo chef di questa puntata. Grazie a Tommaso Ravo per le riprese e il montaggio, grazie a voi per essere stati i nostri concorrenti di questa puntata. Ci rivediamo sabato in prima serata su Telefriuli, alla prossima. Tu fa l'americano, americano, americano, senta a me chi tu fa fan. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti disturbato. Tu abballo rock and roll, tu gioca a baseball, nei sordi